Ciao a tutti, spiego qualche altra funzione del gioco in questo tutorial, i promemoria delle pigliate, come spostare le carte nelle prese e come poi alla fine del gioco metterle all'interno dei mazzi delle due parti, diciamo, attacco e difesa. In questa situazione di gioco siamo all'ultima presa, ognuno ha i suoi mazzetti prese, vedete già nelle varie posizioni. È stato giocato un trionfo da Filadelfo, quindi ha giocato il numero 3, ha risposto con un trionfo più alto il 16 Caio, est, e Tizio aveva purtroppo all'ultima presa solo il fuggitivo, il fuiuto, quindi è fuggito dalla presa, quindi non partecipa alla presa, e il Ovest ha invece il 19, quindi giocando il 19 si crea quella situazione di gioco per cui Sempronio Ovest sta catturando in pratica la carta numero 16 di Caio Est, quella che si chiama pigliata nel gioco. Cosa si fa in questi casi? Per avere il promemoria di questa cosa che sta accadendo, abbiamo a disposizione una specifica funzione. Nella finestra, appunto, tessere promemoria pigliate, quindi pigliate, cliccate, vi si aprirà questa piccola schermata dove potrete andare dal menu a selezionare la carta interessata alla pigliata, quindi in questo caso stiamo prendendo un 16, quindi cliccheremo su pigliata 16. Andando invece sulla tessera col tasto destro potete far comparire un menu comando a scorrimento in cui andate in pratica a scorrere fino a far comparire la lettera della parte, quindi del giocatore che sta subendo la pigliata. In questo caso è est, no? Perché sì, in questo caso è est, quindi Caio a subire la pigliata. Quindi il giocatore ovest 19 in questo caso posizionerà questo promemoria in questa posizione, in uno dei suoi tre spazi a disposizione per segnare appunto le brigate. Così a fine partita, oltre ai punti che saranno calcolati in automatico dal programma, questi devono essere sommati manualmente come si fa normalmente quando si contano i punteggi. Nel gioco reale mettiamo la carta 16 a vista, qua ovviamente non abbiamo questa possibilità, quindi abbiamo questo promemoria che ci ricorderà cosa fare. A questo punto si può chiudere. Ora impariamo quindi come si spostano in generale le carte dal tavolo alle prese. In questo caso particolare, per esempio, sappiamo che il fuggitivo non viene preso da chi ha vinto la presa, quindi deve essere spostato direttamente nelle prese di nord. In questo caso, quindi, per prima cosa girerete sempre la carta, come fareste manualmente se la dovete mettere sul vostro mazzo prese. E poi, sempre dal menu, avete accesso alla modalità sposta in prese, prese a nord in questo caso, e la carta viene spostata sulle prese di nord, appunto. Tutte le altre devono andare invece nelle prese del vincitore, quindi possono essere selezionate spesso anche con una multifinestra, ad esempio così, o usando lo shift, quindi il maiuscolo, tenendolo premuto e cliccando sulle altre carte abbiamo una multiselezione di tre carte. Attenti quando usate la finestra a non selezionare per esempio la tessera mazziere, l'unica accortezza da avere è questa, perché se facciamo così ovviamente andiamo a selezionare anche la tessera mazziere che è mobile, mentre i segnali diciamo dei, dei punti non sono mobili, vedete, non sono selezionabili, questa lo è, quindi potrebbe finire erroneamente nel mazzo preso. Però se usate il maiuscolo, una multiselezione è la cosa più semplice. Abbiamo le tre carte, anche in questo caso cliccando su qualunque delle tre possiamo fare gira. Il vincitore era il 19, chi aveva il 19, quindi ovest. A questo punto si clicca e il giocatore si prende le carte, quindi mette sposta in prese, prese a ovest e vengono spostate automaticamente qui. Siamo in questo caso alla fine della partita, quindi se adesso visualizziamo, magari adattiamo l'altezza così vediamo meglio tutta la schermata, a questo punto le carte devono andare in dei mazzi che sono appunto i mazzi uniti delle due parti in gioco. In questo caso aveva chiamato il 20 ovest e il 20 lo possedeva nord, quindi ovest e nord sono la coppia di attacco, mentre est e sud, Caio e Filadelfo, sono la coppia di difesa. Allora cosa bisogna fare? Per andare a conteggiare insieme i punteggi di questi due, basta cliccare e andare a metti in mazzo totali prese attacco, quindi la prima delle due opzioni, chiamante solista. Cliccando le carte da qui scompaiono e vengono posizionate automaticamente in questo spazio mazzo d'attacco. Se volete già visualizzarlo, le possiamo aprire.
Quindi dallo spazio prese e punti attacco, andando su attacco, calcolo punti e giochi, si apre questa finestra. Possiamo fare la stessa cosa per la difesa se lo vogliamo vedere, diciamo, in contemporanea. Apriamo la corrispondente finestra, quindi sopra abbiamo il mazzo delle prese del chiamante solista e sotto quello della difesa. Abbiamo disposto le carte di Nord qui, quindi già 15 carte che erano quelle che aveva preso Nord sono comparse in questa posizione. Facciamo la stessa cosa per Ovest, tasto destro, metti in mazzo totali prese attacco, come vedete vengono spostate automaticamente qui. Cosa sta succedendo inoltre? Questo lo vedremo poi in un altro tutorial, ma ne approfittiamo. Come notate sono comparse già due tessere, cioè 4 aree e 5 aree, cioè il programma in automatico sta indicando che la coppia d'attacco è riuscita ad avere tutte le 5 aree, dal 16, 17, 18, 19 ed anche il 20, e quindi ha ottenuto i 2 giochi relativi a questi obiettivi. Facendo adesso la stessa cosa per difesa, tasto destro, sposta in mazzo totali prese difesa, eccole qua, notiamo che in automatico sono anche conteggiate le carte, il numero di carte, facciamola anche per sud, difesa, e abbiamo quindi totale carte qui, aspettate, qua non ho selezionato bene, facciamolo nuovamente, ovviamente devono scomparire tutte le carte, perfetto, quindi 32 carte all'attacco, 31 alla difesa, sono 63 in totale. Quindi in questo modo abbiamo imparato come disporre le carte negli spazi di calcolo. In un prossimo tutorial vi spiego poi il dettaglio del funzionamento di queste finestre e le fasi finali.